Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Motegi, fio, io sono con il ventilatore, fio, perché è un caldo disumano, quindi se sentite rumori strani è quello, ma proprio non posso fare a meno. E niente fio, siamo qui a Motegi, qualificazione purtroppo non positiva, sono arrivato terzo nel Q1, quindi indietro in classifica, 13° posto purtroppo. Fio, dopo i grandi risultati dobbiamo assolutamente limitare i danni qui a Motegi, che ormai è diventata una gara super sfavorevole. Non riesco più a combinare un cazzo a Motegi, non capisco il perché, con tutta onestà. Una volta era una gara favorita. Ora Tarallucci, bravo Iannone patatone. Comunque diluvio universale veramente in Q1. In Q1 una pioggia battente. Su qua è bagnato ma non piove, attenzione. Marquez è primo chiaramente, ma attenzione Lorenzo! Che rischio per il Lori. Dai fioi. Devono essere 3 giri perfetti, 3 giri categorici. Gorici cumendiani. Bravo Cume, gran sorpasso qua. E comincia a piovere, attenzione però subito. Lorenzo che vuole tamponare Veneziano. E comincia il diluvio ragazzi, diluvio giapponese. Very good Cume, very good. Oh, c'ho Cume, ma perché ste robe Cume? Dai Cume, dai. Dai Cume, domina, Cume, domina. Relax, Cume, relax. No, è staccatura della vita contro Rosse. Attenzione, il Cume si salva. E il Cume supera Rosse all'esternazzo. Esternazzo e internazzo. Incredibile, se solo Marquez adesso, ma metterei la firma per arrivare secondo. Che finalmente siamo in una buona posizione qui a Motegi. Forse con la pioggia andiamo meglio in gara. First lap completate ormai. Ragazzi, arrivare secondo di qua vorrei ipotecare, ma stiamo zitti, sta succedendo qualcosa di abbastanza bizzarro. Dai, Kume, dai, qua nulla è scontato, lo sapete, io non faccio serie scontate, qua posso cadere, posso distruggermi anche all'ultimo secondo dell'ultima curva per vincere il mondiale. Questa è la realtà, fio, la realtà non è tutto lineare, tutto perfetto, la realtà è fare i cazzoni alla Kume. Hashtag El Kumece. Hashtag diluvio pure a Motegi. Quanto giro record di veneziano. Vuole il fastest, il Cume lo pretende, lo esige. Si vede che lo esige, ragazzi. Qualificazioni sottotono, ma in gara sta dimostrando grandi cose il talentissimo. Marquez è scioccato nel vedere veneziano secondo anche a Motegi per adesso. La prossima stagione, comunque vada questa, ci saranno grossi cambiamenti, ragazzi. Comunque vada questa, ci saranno dei cambiamenti molto importanti, abbastanza curiosi, oserei. Occhio come occhio. Sta calmo, relax. Mamma mia, piccole sbandate, ma veneziano c'è. Il venezianone c'è, il Cume ci prova addirittura, è pazzesco. Il Cume prova a superare Marquez e ce la fa. Guarda Marquez, atto vile di Marquez. Atto molto vile di Marquez. Che schifo. Che schifo Marchetto Marquez che si vuole vendicare. Ma rimango in piedi, cazzo. Rimango in piedi, porco. Rimango in piedi. Il Cume ci prova ancora, però il Cume non ha finito le sue risorse. Troppo ho dovuto rallentare tanto, se no andavo fuori sicuro. Probabilmente perdo anche il fastest per colpa di quel figlio di puttana. Vabbè. Sì, fastest lap perso. Lo conquista Marchetto. Vaffanculo Marquez, vaffancuore proprio. Final lap, ma il secondo posto mi garantisce cose belle. Devo pensare che potrei vincerla perché che ho paura di sbagliare. Sono sincero ragazzi, ho un po' scaga. Dai Cume, regalaci un sogno, almeno un'altra possibilità, non dico di farsela, almeno tentare. Dare ai miei fan la tentata cumendiana. Hashtag io ci credo al primo mondiale. Al primo anno in MotoGP. Sarebbe qualcosa di epico.
Mamma mia, il Kuma sta veramente recuperando. No, qua ho rischiato tutto. Qua il Kuma ha rischiato veramente tutto. No, 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 no. No! Mamma mia, mi sono visto per terra. Mi sono visto realmente per terra. Ragazzi, manca ancora sbandate. Come sta? La sta anche rischiando. La pazzia viene prima del mondiale, se ne da fare. Il Cube si prova a buttare. È un assassino il Cube. È un assassino. Attenzione. Il Cube. Cosa si è inventato il Cube? All'ultima curva. All'ultima curva. Se vinciamo questa si ipoteca forse. Attenzione. 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 Signori. Il Cuberdone si è inventato il capolavoro. Yes. Yes. Nella terra del sole, nella terra del sole, un solo grido veneziano. Vale. Che vittoria ragazzi, che vittoria, mamma mia che vittoria, non ci voglio credere, siamo a più 31. Qualcosa di irreale sta succedendo in questa stagione. Qualcosa di irreale. Festeggiamenti veramente con semplicemente perfetta. Giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti. Porca paletta miseriacciola. Qualificazioni orrende, avevano bestemmiato in qualifica in aramaico antico. 2 giri nel Q1 potevo tranquillamente essere in pole. Sbaglio sempre nella fottutissima final curve come andiamo. Adesso so cazzi, Ho 31 punti di vantaggio, più di una gara di vantaggio. Però se vogliamo fare un sogno ragazzi, perché sarebbe veramente un sogno, qualcosa che va al di là, cioè non... Mamma mia, guarda il Kuma come sta andando. Il Kuma è già 10º, bravo Kuma. Se vinciamo il mondiale dopo ragazzi, che vinciamo che perdiamo, dopo non ci sono più aiuti, non c'è praticamente più niente. Però avere già un titolo in cassaforte fa fare tutto con più tranquillità. C'è poco da fare, io ci credo ragazzi, vi prego. Può essere il primo tassello di una carriera lunghissima, io voglio fare veramente una carriera infinita insieme a voi ragazzi. Ecco il bug che si ripresenta davanti, ma che cazzo di bug è ragazzi? Me lo potete segnalare anche voi? Vedete che sopra al primo c'è come un bastone, ma perché? Sti bug di MotoGP hanno rotto il cazzo, però, Quella maledetta curva. Incidente per qualcuno, ma non è colpa nostra, quindi sono felice. Mamma mia. Vizioso, incidente per Vizioso, siamo già quarti intanto. Signori, ci sta andando tutto bene per il momento, è merito delle stelle, ragazzi. Le stelle forse sono dalla nostra parte in questo mondiale. Ma stiamo facendo qualcosa che va al di là di tutto fino a questo istante. Giro record di Lorenzo, ma Veneziano subito risponde. Veneziano risponde, signori, this is Kuma. Oh yes. Un giro record perfetto, tipico giro record kumediano, uno dei più tipici forse ragazzi. Adesso devo confermarmi anche nel secondo. Sono un po' calate le pole purtroppo. Ma la vittoria di Motegi ragazzi. È storica, vittoria storica proprio a Motegi, la classica vittoria del Comendone, proprio quella proprio di rabbia, quella di classe, ogni tanto viene fuori. Comunque la prima anticipazione che posso dare è che sicuramente il prossimo anno non ci sarà la traiettoria ideale e ci sarà la fisica pro, Vediamo il retraction control. Mamma mia, Marquez è davanti, ma solo di una posizione. Questo vuol dire che il Kuma sta immagazzinando altri punti importanti. Non sbaglia più un colpo fino a questo istante, ma stai zitto come che porti sfiga quando parli così. Vai Kuma, go Kuma, go. Go, go Kuma, go.
27, 28, non lo so, probabilmente ho perso il fastest. Ho perso l'ennesimo fastest. Peccato. I primi stanno veramente pompando, ma la vittoria veramente, io ancora non ci credo cosa ho fatto in Giappone. Cosa ho fatto in Giappone? No. Guarda che lotta, chiaramente Marquez ha bisogno di punti in più. Ti prego Rossi, non perdere la posizione. Ci stiamo giocando tutto, ragazzi, ci stiamo giocando realmente tutto. Problemi tecnici, incredibile. Incredibile. Proprio adesso no. Proprio in questa gara no. Non ci voglio credere. E non posso fare niente, lo sapete, ragazzi. In attesa di vedere i festeggiamenti al parco chiuso, la regia ci propone... Pazzesco. Siamo a meno 15. Pazzesco in Australia. Non ho parole, raga. Un saluto del comandante veneziano. Ciao!